Benvenuti, siamo felicissimi di essere qui con voi stamattina. Sono stata presentata come intervistatrice, ma vorrei che fossimo tutti intervistatori stamattina di Marilena. Giusto due parole per introdurre, è già stato detto, no? Che è una giornalista della Gazzetta di Caserta, cronista di Nera Giudiziaria. Aggiungo che è stata premio nazionale Agenda Rossa 2012, un premio in memoria di Paolo Borsellino. Voi avete già avuto la possibilità di incontrare la giornalista Federica Angeli, se non sbaglio anche lei in prima linea in quella che è la battaglia per la legalità e la denuncia della criminalità organizzata. Qui siamo in un altro contesto e vedremo, appunto, ce lo vorremmo raccontare meglio da Marilena. C'è un incrocio anche di territori, vi è stato detto Aviano, Friuli, e quindi anche Campania e Terra dei Fuochi, di cui avrete sentito parlare, ma adesso vedremo un po' di approfondire. Un incrocio che insomma ci dice che nessun luogo è lontano. Allora io comincerei subito con le domande, no Marina? Intanto ci possiamo sedere forse. Preferisco stare in piedi perché così mi guardo tutti. No, tu siedi, non ti preoccupare. Avete più o meno l'età dei miei figli. Io compio 43 anni il 19 di agosto, sono un leone nel vero senso della parola. Sono figlia di due persone, una l'ho persa ad agosto, due persone che hanno lavorato e si sono fatti da soli, che sono nati in provincia di Caserta. Io abito ad Aversa, 2 chilometri da Casal di Principe, roccaforte del clan dei Casalesi. Io da un po' di tempo, dopo che una ragazzina della vostra età mi ha detto che Casalesi è il nome di un popolo e non di un clan, ho cambiato il modo di scrivere questo termine, quello la scrivo holding criminale di Casal di Principe. Sono mamma di 2 figli, 2 più 2 perché 2 me li ha mandati madre natura e 2 me li ha mandati Dio nel corso del mio cammino, e mi occupo di criminalità organizzata. Comincio subito a dire che a me non interessava fare la giornalista, non mi piaceva, non volevo fare questo lavoro. Però nella mia terra per 30 anni abbiamo vissuto il suicidio dello Stato, dove la camorra è andato a braccetto con la politica, i colletti bianchi e le istituzioni. Quando parlo di istituzioni parlo di prefetti, carabinieri, magistrati, poliziotti, finanzieri. Nessuno ha tutelato la mia terra. E allora i camorristi di campagna, quella della terra dei Mazzoni, la mia terra una volta veniva chiamata Campagna Felix, oggi non si può neanche bere perché a Casal di Principe hanno inquinato la falda acquifera e il 60% della popolazione non ha l'acqua potabile, il bene primario. Quindi vi lascio immaginare, in Africa stanno meglio. E questo tutto a causa e per colpa del dio denaro, perché queste persone per colpa del dio denaro hanno svenduto la mia terra e hanno fatto in modo che i nostri figli, bambini piccoli di 3, 4, 5, 7, 8, 10, ragazzi come voi, più grandi, più piccoli, muoiono di tumore perché ci hanno avvelenati. Io ho iniziato a scrivere e per loro era un problema perché uno, sono una donna e in quel paese le donne stanno a casa, non parlano. 2, ero una giornalista perché se uno sbirro, come lo chiamano loro, viene pagato per arrestarli, quando è una giornalista che sbatte sul giornale che un politico va a cena di un imprenditore camorrista e ci stanno i camorristi, là diventa il problema. E allora capita che tu cammini con la macchina e mentre piove ti accorgi che nella tua macchina cola acqua. Per ironia vi dico pure che noi giornalisti siamo dei morti di fame, quindi abbiamo 8 macchine rotte. Allora io vado dal carrozziere pensando che era così vecchia che ci pioveva dentro, e invece ci trovano 3 colpi di pistola calibro 9x21 finiti direttamente, sparati dall'alto e finiti direttamente sul sedile posteriore dal lato di guida, quindi
hanno mirato un po' male, forse io correvo troppo. Oppure può capitare che tu scrivi un articolo e parli della Chiesa e scopri che non sono tutti Don Peppe Diana, perché io vengo dalla terra di Don Peppe Diana, un sacerdote che ha detto: per amore del mio povero continuerò a parlare, non tacerò. E che cosa è successo? Il 19 marzo del 1994 l'hanno ucciso nella sua chiesa, era il giorno di San Giuseppe, proprio il giorno del suo onomastico. E allora scopri che ci sono dei preti Don Abbondio che usano il confessionale per fare incontrare i latitanti con le loro donne, e donne vestite da donne per bene, con le pellicce comprate con il sangue della povera gente, compravano le indulgenze plenarie. E allora attacchi la chiesa, e allora ti può capitare il 6 marzo del 2008 di restare sotto casa alle 3 di notte al ritorno della dilazione perché tre uomini ti massacrano di botte. Però quando loro se ne vanno, tu hai il coraggio di alzarti, andare in ospedale e dire vicino all'altra persona: portami un computer che devo scrivere. E la mattina successiva io sono ancora lì di fronte perché io non ho paura. E poi può capitare ancora che entri in un bar, perché tu non puoi fare solo la vita di redazione, che ci vai alle 2 e esci all'1 di notte, e incontri un giovane rampollo criminale, perché mentre Carlo d'Inghilterra lascerà il suo trono a William, da noi si lasciano i troni della malavita. Allora entri in un bar e trovi una persona che alle spalle ha solo 30 anni e dice: il caffè alla dottoressa glielo pago io, che poi nella loro lingua significa glielo pago io. E io mi giro e gli dico: schiavone, non ti permettere, perché a me il caffè piace con lo zucchero e non che sa di sangue. E allora lui diventa bianco, rosso, e io gli dico: non guardarmi. Lui fa: le donne come te a casa mia fanno le regine. E io gli dico: tu le donne come me non le conosci, e io sarò a fotografarti quando ti metteranno le manette. 15 giugno 2010, lui esce dalla villetta di via Caprera a Casal di Principe, la squadra mobile gli mette le manette, io gli scatto la foto e gli ho detto: sono qui. Questo, diciamo, è un po' quello, è sfidarli, no? Poi capita che c'ha 2 figli che vanno al liceo, perché uno ora a 20 anni non va più al liceo, però in quel periodo il più grande andava al liceo e il più piccolo andava alle medie. Allora ti capita che i tuoi figli incontrano, per caso, perché poi la città è quella, incontrano queste persone e scopri che i tuoi figli dicono: mamma va avanti. E allora questo è il più grande orgoglio. Vedete, la mia terra sta pagando un prezzo altissimo. E io non è che non ho paura, ma la mia paura non è niente rispetto a quello che hanno fatto alla mia terra. E io ho il dovere di fare qualcosa e ho cominciato a scrivere per questo. Ecco, quindi questa emozionante anche, no? Racconto del tuo iniziare a fare la giornalista. È un fare la giornalista anche che però ha sostenuto, hai pagato un prezzo molto alto, che però ha anche sostenuto la tua gente, perché tu hai dato voce, hai anche, una cosa che non hai detto, hai anche rinunciato alla scorta per poter continuare a fare questo mestiere. E però c'è anche in questo momento un ritorno, perché i riflettori si sono accesi sul problema della Terra dei Fuochi, c'è una coscienza civile molto più forte e quindi la gente ti sostiene ed è sostenuta da te. Tornando, il rinunciare alla scorta è stato un dovere da parte mia, perché io non devo scrivere libri, non mi arricchirò mai sulla camorra. Non c'è bisogno di scrivere libri, qui ognuno che bisogna tornare a fare il proprio lavoro. Io mi sono proposta di dar voce alla mia terra. La scorta era un ostacolo. Perché era un ostacolo? Perché anche se le cose sono cambiate, e vi posso garantire che sono cambiate, noi non abbiamo mai avuto un gruppo di magistrati come c'è adesso in Campania. C'è stato l'attuale procuratore di Reggio Calabria,
Federico Cafiero De Rao, lo stesso Franco Roberti, Antonello Ordituro oggi al CSM, i magistrati della DDA e tanti ragazzi che per 1.300 euro al mese veramente hanno creduto di sconfiggere la camorra, i ragazzi della Mobile, del ROS, dei Carabinieri, della Finanza. Oggi è così. Però come fai a spiegare a un popolo intero che le cose sono cambiate? Quando quel popolo nel 1980 entrava in caserma, faceva la denuncia e dopo 5 minuti il camorrista andava a casa e gli sparava vicino alle finestre perché il carabiniere o il poliziotto l'aveva tradito. Loro non avevano più questa fiducia. Allora io che cosa ho fatto? Sono diventato quel collante, perché le persone, io sono ancora viva, cioè nessuno mi tocca, se vedono che a me non fanno niente, non faranno niente nemmeno a loro. Quindi che cosa succede? Se io ho un carabiniere vicino, loro non si fidano, invece loro possono raccontarmi le loro cose, i loro problemi, le loro perplessità, le denunce. Ci sono imprenditori che mi hanno scritto chi gli ha chiesto il pizzo, altri imprenditori mi hanno detto guarda i rifiuti sono sotterrati lì. Un imprenditore non ha il coraggio ancora oggi di entrare in caserma e dire c'è Schiavone e Bidognetti che mi hanno chiesto 10.000 euro di danneggianti, non lo fa, paga. Però se c'è una persona che può scriverlo, forse metto in pericolo la mia vita, però è meglio così. Ho rinunciato per questo, per il problema della terra dei fuochi. Poi il problema è che voi della terra dei fuochi ne parlate adesso. Noi sapevamo già nel 1993 che qualcosa stava accadendo in Campania, perché nel 93 stavano costruendo delle enormi strade, le statali, le provinciali, e quando costruivano queste strade dovevano prendere il terreno e quindi scavavano delle grosse buche. Allora se io vado da un contadino ignorante e gli dico mi dai il terreno, ti pago il terreno, poi ti copro anche la buca, il contadino che quel terreno ce l'ha in culto, che cosa fa? Per 10 milioni di lire gli dà il terreno, dice tanto dopo mi rimettono tutto a posto. E non era solo il terreno di cui loro avevano bisogno di grossi spazi per mettere i rifiuti. E non vi parlo del sacchetto che avete visto in televisione, quella è un'altra cosa, ve la spiegherò dopo che cos'è quella. Ma i rifiuti industriali, signori, e noi le industrie non ne abbiamo al sud. E i nostri figli, perdonatemi, io non penso che esista nord, sud, centro, però stanno morendo per i rifiuti che non sono nostri, perché anche al nord per risparmiare si sono svenduti alla mafia e hanno dato i loro rifiuti che criminali massonici hanno permesso di interrare nella mia terra. E oggi io sono al CRO perché c'è una bambina che lotta con un mostro. Ecco, entriamo proprio in questo spazio, no? Tu sei al CRO appunto per stare accanto a questa bambina, però scopriamo che al CRO di Aviano, in Friuli Venezia Giulia, per questo legame che c'è, no? con i territori, tu hai scoperto che c'è un grandissimo numero di pazienti, di malati che non vengono, diciamo, dal nord, dal nord-est, ma che invece vengono proprio dalla Campania, perché oggi si vedono i risultati di quell'interramento di rifiuti, quello sversamento. Il 70%, innanzitutto io non conoscevo ho sempre cercato di restare in disparte, perché per essere un serpente c'era un colonnello che mi diceva se fai a morsi con il cobra vinci tu. Per me era un orgoglio, perché nel corso degli anni ho dovuto costruire questo muro di gomma
che quando vedevo i morti ammazzati ci passavo sopra dall'altra parte, facevo la foto e tornavo a casa a scrivere, perché io dovevo essere distaccata. Quella di Aviano invece è una parentesi, quello che è capitato con la mia bambina, che non puoi rimanere distaccato su questa cosa. Non conoscevo l'esistenza di questo centro, ho scoperto perché all'ospedale Santo Bono, dopo un'operazione al Posillipo, ci hanno inviato qui ad Aviano. Io conoscevo Aviano per la base militare, non conoscevo questo centro. Arrivo qui e parlo con i medici e parlo con la direttrice della casa di Via di Natale, però mi rendo conto che tutti gli ospiti che sono lì sono tutti del sud: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania. Allora faccio io, ma forse perché le persone di qui abitano vicino e non vanno a Via di Natale. Invece non è così, perché il 70% degli ospiti del CRO è del sud Italia, e il 50% sono campani. Allora, mentre la mia regione sponsorizza e dà i soldi alle società sportive per dire che i nostri prodotti sono sani e che solo l'1% è inquinato, qui c'è l'1%, il 50% delle persone sono campani, tutti malati di tumore. Con un'altissima incidenza. C'è un rapporto che anzi vi consiglio di leggere, lo trovate scaricabile su internet, di Legambiente e Terra dei Fuochi, a che punto siamo, in cui c'è un'evidenza sconcertante, perché questo male si accanisce in modo particolare sui bambini. Io, parlando con il dottore Mascarin, che è il dottore che si occupa della radioterapia, lui mi ha fatto notare una cosa importante che appena tornerò giù la farò notare. Se calcoliamo l'1% su tutta la Campania, quindi parliamo di Positano, Sorrento, Ravello, Capri, Ischia, allora questi conteggi sono giusti. Però iniziamo a vedere: Acerra, Giuliano, sono tutti paesi dell'Interland napoletano del Casertano, tutti i tumori vengono da lì. Quindi vuol dire che non è l'1%. Quindi questa percentuale aumenta. E il problema più grande è che parliamo, che per loro parlano di 1%. Quell'1% per loro sono numeri, per noi sono figli, fratelli, madri, padri. Cioè, i loro numeri sono i nostri figli che stanno morendo. E anche, tornando al discorso di una mobilitazione anche della società civile, è anche nata un'associazione, vero? Noi genitori di tutti, e questo dà anche l'idea del lavoro che si sta facendo, e anche che poi ha una risonanza anche qui da noi, perché noi ieri sera siamo stati a Maiano in un incontro appunto per parlare di Terra dei Fuochi, e abbiamo iniziato proprio con quelle immagini di quella realtà associativa. Quanto è importante questo, e anche un collegamento con le associazioni di questo territorio, perché appunto nord e sud non esistono. Allora, che cosa succede? Che quando abbiamo cominciato a vedere che i bambini morti a Carinaro avevano tutto il tumore al cervello, quelli morti ad Acerra avevano tutto il tumore, abbiamo cominciato noi a fare una nostra, diciamo, un nostro bilancio personale, e poi abbiamo riunito le mamme. Io non penso che il dolore più grande sia quello di perdere un figlio, io non mi voglio nemmeno proiettare al futuro di una cosa del genere. E queste mamme hanno avuto la forza di mettere la faccia su delle cartoline con i loro figli morti. E abbiamo fatto delle cartoline, abbiamo fatto 150.000 cartoline più o meno, non ricordo perché queste le ha fatte padre Maurizio Patricillo, un prete che a Caivano, credetemi, il Bronx è bellissimo rispetto a Caivano, rispetto alla qualità della vita che c'è a Caivano, che continua a lottare proprio per l'ambiente. E abbiamo cominciato a ribellarci e abbiamo portato 150.000 persone in piazza,
ma la cosa non tanto quella di 150.000 che sono arrivati a Piazza Plebiscito. Io non ho mai visto il popolo casalese sfilare in piazza. Bene, i casalesi per bene hanno aperto le finestre, loro che chiudevano le finestre quando un killer uccideva, davanti alla morte di questi bambini sono scesi in piazza. Per quanto riguarda Aviano invece e le associazioni, le mamme hanno creato l'associazione Noi Associazione Tutti e quindi è nato questo movimento. Ma voi siete una terra fantastica e non lo dico perché sto parlando con voi. A me avevano detto che eravate freddi e scostanti. Io non ho trovato una cosa del genere. A me mi coccola anche la commessa del supermercato quando vanno a fare la spesa, eppure non sono una persona molto loquace quando vado a fare la spesa. Le associazioni sono state fantastiche, ci hanno accolto, ci hanno abbracciato, hanno fatto giocare i bambini, ci hanno accompagnato all'aeroporto, ci sono venuti a prendere, hanno dato un sostentamento economico ad altre famiglie. Quindi voi avete una realtà di associazioni che dovete tutelare, ma quello che vi voglio dire, tutelate la vostra terra, perché io sono vaccinata e conosco il nemico, voi il vostro nemico non lo conoscete, e mentre da me c'è una criminalità organizzata che spara, da voi investono, perché voi siete un popolo aperto, pronto per investire, e dove si deve investire tutto deve andare perfetto. Quindi io riconosco la mafia e i criminali, voi no, e chi meglio di voi ragazzi può essere una vedetta, le piccole vedette della legalità, io così vi chiamo, perché ad un adulto, perdonatemi professori, è difficile, no? Fargli cambiare un po' l'opinione, ai ragazzi invece no, a voi no, voi siete il nostro futuro e questa è la vostra terra e dovete difenderla fino alla fine, sempre. Ecco, fermiamoci proprio su questo aspetto, no? Di difendere la terra sempre. Anche perché non è soltanto una minaccia paventata, no? Quella che ci siano delle infiltrazioni al nord, ce lo dicono tutti, probabilmente ve l'hanno detto anche negli incontri precedenti. Ormai in questa modalità l'investimento, sì, qui noi non abbiamo, come dici tu, la necessità di chiudere le finestre per non vedere gli omicidi per strada, però forse è ancora una maniera più subdola di entrare nella società. Sì, nel tessuto economico, loro iniziato nel tessuto economico, sale scommesse, slot machine, ristoranti, alberghi, perché loro non hanno il problema di crisi economica, per loro la crisi economica non esiste, loro hanno il problema di riciclare il denaro deve tornare pulito, e voi siete una lavatrice. Io vengo, investo e tutto fila liscio, però poi cosa succede? Come è successo un po' con l'Expo, il Museo di Venezia, cosa succede? Che poi arriva la magistratura, perché vi posso dire una cosa, la giustizia arriva tardi ma arriva, e si accorge e quindi fa i sequestri, e sequestrando blocca le attività lavorative che magari davano lavoro a centinaia di persone, e si ferma l'economia. È un cancro, è un cane che si morde la coda. Io ad esempio, mentre ieri mi stavano portando ad Aviano, io non so qual è il posto, ma io vi posso garantire che quando tornerò oggi ad Aviano controllerò, ho visto una ditta di Casapesenna è la terra del boss Michele Zaccaria, che stava facendo dei lavori. Io non so se questa ditta, perché non dico che tutte le ditte di Casapesenne sono ditte camorriste, però io ho notato subito che era una ditta del Casertano, che era una ditta che veniva da quel paese, e quindi a questo dovete stare attenti, agli appalti quando non passano per le stazioni uniche appaltanti,
agli appalti affidati direttamente, no? Perché gli appalti sopra i 100.000 euro passano per la stazione unica appaltante, sotto un tot vengono affidati direttamente dalle amministrazioni. E allora una strada ci mangia il consigliere comunale, il consigliere provinciale, il tecnico, il ragioniere, e quindi quella strada, anziché di un tappetino di asfalto di 10 lo fanno di 5, e quel tappetino di 5 può essere poi causa di incidenti dove qualcuno può perdere la vita. Penso che tutti avete visto su internet che cosa è successo in Sicilia per quel ponte inaugurato e crollato. Hanno mangiato così tanto che è caduto. Allora, vedete, io ho un grande Vangelo nella mia vita che mi aiuta, ed è il Vangelo secondo Paolo Borsellino. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo quando avevo 18 anni, quindi, e l'ho anche ascoltato e l'ho sentito, e per me è stata proprio la mia formazione di vita. C'è chi va in chiesa e va a pregare, sono una persona cattolica, per carità, ma io non c'è un giorno della mia vita che non penso ad una frase detta da Paolo. E allora Paolo cosa diceva? Stava nell'università di Bassano del Grappa e parlava di un equivoco e diceva: l'equivoco su cui si gioca è che quel politico è in odore di mafia, quel politico può essere compromesso, quel politico, c'è un sospetto su quel politico, ma la magistratura non lo può condannare perché non ha le prove. Allora tutti dicono: vabbè, è assolto, quel politico allora è un uomo onesto. E no, questa cosa non va, perché anche il sospetto non va bene. Allora le amministrazioni devono fare pulizia nel loro interno, la politica deve tornare a fare la politica, perché la politica deve essere al servizio del cittadino e deve prendere le distanze anche dal semplice sospetto che una persona possa avere contatti con la mafia, perché la mafia non è solo da noi spara, da voi investe e vi ucciderà. Ecco, Ma qualche domanda? Certo, ti chiedo solo un'ultima cosa, poi lasciamo la parola ai ragazzi. Tu appunto hai parlato, no, di tenere, che sono delle vedette, no, sul territorio, i ragazzi. Hai parlato di appalti, eccetera, ma nel concreto, no, nel loro piccolo, come si è vedette, come si è seme di legalità? Vi spiego cosa succede nella mia terra. Hanno fatto dei piccoli gruppi, normalmente uno va in gruppo, va in bar a bere un caffè, a bere qualcosa. Loro invece che cosa fanno? Controllano l'attività del comune nel piccolo e quindi vedono le determine, gli affidamenti e iniziano a controllare. Poi loro hanno un grande strumento, internet, e quindi da internet potete vedere se qualche nome vi risulta strano e scrivere dei promemoria, rivolgervi e chiedere spiegazioni. Soprattutto voi dovete fare le domande e se non vi rispondono dovete entrare in caserma, polizia, carabinieri, e dire: ho chiesto questa cosa e non mi è stata data risposta. Poi io ho una pagina con Marilena Natale, quando vedete di strano, qualcosa di strano, scrivetemi una mail e visto che non ve lo fanno qui il controllo ve lo faccio fare io. Allora, Marilena ci tiene tantissimo a mettersi in dialogo con voi, per cui adesso credo che sia il momento di ascoltare qualche vostra domanda. Ce l'avete qui, è tutta per voi. Vediamo chi rompe il ghiaccio. Dobbiamo farlo su WhatsApp, vi do il numero, facciamo prima, vi do il mio numero e mi scrivete su WhatsApp. Ragazzi, qui c'è il
microfono. Chi vuole intervenire? Io volevo magari rompere il ghiaccio andando a fare una riflessione su una cosa che è stata detta, ma forse non abbastanza per voi, per me, per noi tutti del Friuli. Perché pensiamo appunto che i rifiuti, la munnezza, sia di Napoli, perché appartiene a Napoli, l'hanno creata loro e se la gestiscano loro, cioè sono loro che sono incivili. Ma non funziona così, perché ci è stato detto in un passaggio molto rapido che il peggio non è ovviamente il materiale, l'umido che noi portiamo fuori, quello fa ridere letteralmente, quello non crea nessun problema. Il problema siamo noi, sono le nostre industrie, del Friuli, del Veneto, della Lombardia. Ecco, io vorrei che ci fosse una mano calcata su questo argomento, perché altrimenti passa il luogo comune che siccome il problema l'hanno creato loro lo risolvano. Non è nostro. Cosa vogliono da noi? Ecco, questo secondo me è un pregiudizio che va superato con i dati di fatto. Chiedo a Marilena. Io prima ho fatto un passaggio sui rifiuti, loro sono molto giovani e hanno pochissime responsabilità. C'è chi per voi ha colpe gravi nella vostra terra, come aver deciso di risparmiare 50 euro al chilo per smaltire dei veleni. E voi giustamente, voi conoscete la mia terra per quello che avete visto in televisione, no? I roghi, la spazzatura, i cumuli di immonezza. Quella era una copertura, perché i boss dovevano coprire nell'emergenza quello che realmente stava succedendo. Poi si sono seduti a tavola e hanno creato le discariche e scavato delle buche, togliamo questo per interrare altro. Noi veramente non abbiamo industrie, non abbiamo fabbriche, non sono nostri i rifiuti, sono vostri. I nostri figli stanno morendo per i rifiuti che vengono dalle vostre terre. Se voi pensate che a Brescia, e lo diceva Marfella ieri sera, no? A Brescia hanno creato legalmente un deposito per dei rifiuti speciali e addirittura questi rifiuti arrivano dall'Australia. Legale? Che cosa è successo? Che il dato di tumori e dell'avvelenamento del sangue dei cittadini bresciani è uguale, identico a quello dei campani. Quindi abbiamo la prova che questi veleni ci stanno uccidendo. E sono vostri i rifiuti, perché non abbiamo delle fabbriche così che producono. Noi possiamo avere il tessile, ma è poca cosa. A noi ci è arrivato un fertilizzante che producono in Veneto e che abbiamo trovato nelle campagne di Giuliano. E quando abbiamo scavato, normalmente, no, voi immaginate, quando si scava un pozzo, poi all'improvviso esce l'acqua e quindi salta l'acqua. Noi abbiamo scoperto di avere la solfatara, i bagni termici, l'acqua nostra quando scavi bolle. E non mi sembra giusto. Ragazzi, a voi. Guardate, la fate emozionare. Allora, siete eccitati? Nessuno vuole parlare, poi guardate lei. Come ti chiami? Laura, allora il problema dei rifiuti c'è soltanto in Campania, in prevalenza in Campania, oppure anche appunto nelle altre regioni? No. Allora, le nostre buche, il nostro territorio è finito. Io ne parlavo prima, no?
adesso dovete vedere, ognuno si guarda il suo, diceva Marfella ieri sera. Noi non abbiamo più spazio perché ormai ci hanno distrutti, hanno tombato a 28 metri sottoterra. I nostri rifiuti sono arrivati anche nelle Marche, Lazio, in Toscana. Però stanno facendo le rotonde, avete avuto un terremoto per la ricostruzione. Non si può sapere se hanno triturato l'amianto e l'hanno messo nel cemento per costruire qualcosa. Quindi per questo io dico, voi dovete essere le vedette, perché ormai da me non c'è più spazio. Però i re delle ecomafie non si fermeranno e dovete essere voi a guardare, a tutelare la vostra terra. E com'è vivere con la paura per la propria famiglia senza la protezione di alcuna scorta? A volte ho pensato, forse sono troppo folle, è più forte l'amore per la mia terra. Vivi nel fatto di chiamare sempre spesso i ragazzi per dirgli dove sei, vivi per una scusa per dire dopo 5 minuti che li hai chiamati, poi mi sono dimenticata di dirti una cosa solo per controllare se per caso loro stanno bene, e poi li saluti sempre la sera quando li abbracci, la mattina quando esci, come se poi fosse l'ultima volta che li vedi. Però vedi, possono uccidere me, ma non quello che dico, perché ormai io già le ho dette le cose e a loro non interessa fare dei martiri. Mi possono anche uccidere, ormai le mie cose io già le ho dette, sono pubbliche, e se non le dirò io le dirà qualcun altro. Come io oggi io dico la mafia è una montagna di merda, lo diceva Peppino Impastato. Io grido nel nome di Don Peppe Diana, è morto. Peppino Diana non l'hanno ucciso, l'hanno triplicato. Quindi possono farci quello che non hai paura, perché la voglia di riscatto, di libertà è più forte della paura, quindi non mi condiziona la vita. Sono felicissima io di vivere così. C'è anche un ragazzo. No, io volevo chiedere una cosa che non ho capito: perché i nostri rifiuti li portano giù in meridione? Allora, hai ragione, forse non l'ho spiegato bene. Allora c'è un sistema di smaltimento dei rifiuti delle industrie, vengono considerati rifiuti speciali pericolosi. Questi rifiuti per smaltirli costano tanto. Allora a un certo punto che cosa è successo? Che hanno iniziato a smaltire un tot con le ricevute nel regime di non evasione fiscale. Hanno ricevuto questi rifiuti e li hanno smaltiti regolarmente. Quello che poi le industrie producevano in regime di evasione fiscale, tu non puoi smaltirlo. Se io produco 12 barattoli di vernice, ma ne dichiaro 6 perché lo Stato mi tassa, smaltisco i 6, gli altri 6 dove li vado a buttare? E così è successo. Perché con l'evasione fiscale, oltre al danno economico, hanno reso un grande danno ambientale. C'è il ragazzo laggiù con la barba. Sì, qui adesso gli do la parola, ma a me ieri sera che ho sentito questo intervento ha colpito tantissimo. Cioè, provate a immaginare l'evasione fiscale va contro l'articolo 53 della Costituzione, che dice che tutti dobbiamo contribuire alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva. Ma noi diciamo, uno è un evasore, ok, purtroppo dovrò pagare anche le sue imposte. Da qualcosa non va bene, è la cosa sicuramente negativa, ma non ci viene mai in testa, a me non è mai venuto in 58 anni, e penso di aver anche approfondito un po' questo problema, non mi era mai venuto in testa, e quindi vi invito veramente tutti, giovani e adulti, a riflettere su questo. Cioè non mi era mai venuto in testa che il danno non è l'evasione dell'articolo 53 della Costituzione. Cioè se quello va male,
è devastante questo effetto che è stato detto. Siccome è in nero tutto, devono anche smaltire in nero, ma il danno ambientale è pazzesco ed eterno, perché il danno economico può essere recuperato l'anno dopo, il danno ambientale è eterno e deriva dall'evasione fiscale. Cioè queste due cose che si legano, vi invito veramente a riflettere, perché io ho dovuto riflettere in tarda età, non c'ero arrivato. È una cosa rilevantissima, come l'evasione fiscale crei un problema di smaltimento di questo e crei un danno ambientale migliaia di volte superiore ed eterno. Con la barba. Avrei due domande da farle. Una è se c'è speranza di bonificare questo territorio. E questa è una domanda. Vado anche con la seconda, ok. Allora, leggendo Gomorra di Saviano, sì, vorrei sapere quanto c'è di vero, quanto c'è di romanzato nel suo appunto libro. Partiamo dalla prima domanda. Allora, quanto ne usciremo? Questo lo dico tutte le sere e tutte le mattine. Se non avessi la speranza non scriverei neanche più Enrico. Sì, possibile bonificare, ma ci vogliono anni di duro lavoro. Non lo vedrò né io e nemmeno la generazione di mio figlio, perché loro hanno tombato a 28 metri. Significa che bisogna scavare, mettere in sicurezza, portare all'estero, e ci vogliono fiumi di denaro. Ma il rischio più grande, sai qual è? E l'abbiamo scoperto in un'operazione della Polizia di Stato, che dopo che ci hanno inquinato, i signori volevano mettere anche le mani sulle bonifiche. Quindi dopo aver creato società che per i rifiuti, stavano creando società per bonificare. Quindi loro ci avevano distrutto e loro volevano aiutarci, e fortunatamente li abbiamo fermati. Sì, c'è un sistema molto lento, ma questo sistema è lento perché non c'è la volontà. Basti pensare che sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia deceduto poche settimane fa, Carmine Schiavone, fu imposto il segreto di Stato, e quelle dichiarazioni nel 93 dicevano: ci sono dei rifiuti tossici, delle testate nucleari, dell'uranio, del cilene, ci sono vari rifiuti tossici che vengono anche dalla Germania, che stanno lì. Però allora a quel punto non conveniva, e allora c'è stato chi ha messo il segreto. Però sì, c'è. Per quanto riguarda il libro di Saviano ha un grande merito, quello di avervi fatto leggere Gomorra. Ci sono tanti, ha preso atti giudiziari e li ha romanzati. Tante cose sono vere, altre meno, dovrei chiederti nei particolari qual è la cosa. Però sì, la maggior parte sì, è vero. Solo che lui ha romanzato per rendere, diciamo, appetibile. Non scomodo, sì. Sai cosa succede? Che da noi veramente sono entrati i killer in un bar e hanno fatto una strage, e poi hanno detto: le mie Ugan non valgono il sangue di quel morto. Cioè, questo veramente è accaduto. Lui però ha fatto un grande errore, quello di aver generalizzato, perché in quella terra, nella mia terra, ci sono tante persone per bene, tante, credetemi, tante persone che la mattina alle 5 vanno a lavorare, e oltre al danno hanno anche la beffa, perché chi ha il terreno sano, per colpa che ce l'ha Casal di Principe, il suo prodotto, anche se sano, non viene venduto, perché ovviamente c'è l'altra parte che ha il terreno inquinato e coltiva lo stesso prodotto. Allora magari a voi vi arriva una mozzarella di bufala sana come quella del noto caseificio Montammare, che ha tutti i controlli, e non la mangiate perché dice: ma viene dalla terra dei fuochi.
e invece vi posso garantire che non tutto è inquinato. Allora anche qui ci vuole un percorso, no? Un percorso di definire le zone inquinate e fare il prodotto non food, e poi invece promuovere le zone che sono ancora sane. Per quanto riguarda la conoscenza che ha avuto verso Borsellino, come ha potuto, cioè, ha avuto qualche contatto con lui, nel senso, come l'ha guidata in un certo modo, l'ha ispirata? Allora, nel momento del pool antimafia che venne creato, il grande pool antimafia, venne fatto il grande maxi processo, io ero una 18enne, una 17enne, quindi amavo la magistratura, la polizia, perché avevo sempre visto la Sicilia come terra di nessuno, e questi due magistrati, Giovanni e Paolo, li vedevo in prima linea, e in una gita scolastica ho avuto modo poi di visitare, diciamo, la procura di Palermo, e lì c'erano loro. Quando poi Paolo, il 22 maggio, è stato ucciso prima Falcone e dopo 58 giorni è stato ucciso Paolo Borsellino, io avevo solo 20 anni. Da allora ho iniziato a raccogliere tutte le sue cose, tutti i suoi scritti, tutti i suoi messaggi, tutte le cose che diceva nelle conferenze, e ho iniziato a tenerle strette a me. Già lo facevo con quello che diceva il generale della Chiesa, ed è diventato un Vangelo. Io non so se voi avete la possibilità di scaricare dal sito www.1992.it, 19 luglio 1992, è il sito delle agende rosse. Lì potete scaricare l'agenda rossa, dove ci sono scritte, innanzitutto c'è scritto tutta la storia della trattativa Stato-mafia, perché Paolo Borsellino non è stato ucciso dalla mafia. Paolo Borsellino è stato ucciso dallo Stato. C'è stato uno Stato che ha voluto la morte di quei due magistrati, perché quei due magistrati volevano sconfiggere la mafia e avevano capito che a capo di quella mafia c'era una corruzione con la politica, ma non il consigliere regionale. Parliamo di ministri, parlamentari, sottosegretari, capi dei servizi segreti, generali dei carabinieri. Com'era possibile che nel momento, com'è stato possibile che quando è stato catturato Totò Riina non è stato fatto una perquisizione nel suo bunker? Quando noi a Casa Pesenna è stato preso Zaccaria, quel bunker, e c'è il video sulla mia pagina di quando è stato preso Zaccaria, è stato rivoltato come un calzino. Com'è possibile che un boss come Bernardo Provenzano si opera e dopo l'urologo viene trovato morto, Attilio Manca? C'era una trattativa. Vi invito a scaricare l'agenda rossa, lì c'è tutta la storia di Paolo e ci sono tutti i suoi messaggi. Vi posso garantire che è come il medico, non la mela, no? Uno al giorno toglie il medico di torno. Le frasi di Paolo fanno bene all'anima. Quello che è successo a sua figlia, comunque, come ha cambiato il modo di vedere quello che sta succedendo nella sua terra e il modo di agire nei confronti di quello che sta succedendo? Io fino adesso ho cercato di parlare poco di lei, invece penso che è arrivato il momento di parlarvi di lei. Lei non è mia figlia. Io il 28 di agosto ho perso il mio papà, che era una persona, un pilastro nella mia vita, e dopo la morte del mio papà io non riuscivo a sopravvivere, quindi sono andata con queste mamme che hanno perso i bambini della Terra dei Fuochi a fare volontariato presso l'ospedale Posillipo,
che è un ramo del reparto Santo Bono dove ci sono tutti i bambini malati di cancro e di leucemia. Sono andata lì a portare dei giochi. Avevo chiamato prima per sapere più o meno l'età dei bambini e ho trovato lì la mia principessa, questa bambina di 8 anni con degli occhi azzurrissimi, che aveva solo il papà e hanno una sorellina. E quando gli ho dato questo bambolotto, mi ha guardato, una bambina avanti, cioè sembra che ha 20 anni, ha detto: io cosa devo farci con questo bambolotto? Io l'ho guardato e ho detto: mamma mia, sta bambina. Poi ho dato il mio numero di WhatsApp e lei mi ha stilato una lista di Violetta. Avendo 2 figli maschi, io non sapevo nemmeno l'esistenza di questa Violetta, non sapevo che cos'era questa Violetta e tutti questi gruppi. Comunque gli ho portato questi regali e siamo diventate inseparabili. Poi lei voleva andare al cinema a vedere Se accettano miracoli, però non poteva perché non aveva il sistema immunitario per andare al cinema dove ci sono tante persone. Quindi io che cosa faccio? Arrivo ad Aversa, fitto una sala come questa e faccio proiettare il film solo per lei e per la sorellina. Ci guardiamo questo film. Quando torno a casa mi arriva un video, che anche questo troverete ormai tutto pubblico la nostra vita, dove lei mi dice: vuoi essere la mia mamma? Io ti vorrei, io ho un problema, fate qualcosa, voglio Marilena Natale come mamma. Io all'inizio da vigliacca, perché avevo paura di investire i miei sentimenti in una storia troppo così grossa, mi ho detto: ma io ho 2 figli, lavoro, sto sempre in giro, come faccio? E lei mi fa: io sarò il tuo miracolo di Natale. Ragazzi, non lo so se mi credete, ma non sono io che aiuto lei, lei che aiuta me, ed è diventata il mio miracolo di Natale. Come mi è cambiata la vita? Vivo in funzione sua, cioè scrivo da piano. Se voi vedete la pagina della Gazzetta di Caserta, no? Su internet, vedete tutti articoli di un bollettino da guerra, quello l'ho scritto io dalla stanza del CRO con lei, cioè continuo a lavorare da qui ma sto vicino a lei. E mi ha fatto diventare tenera e buona verso di lei. Infatti ha fatto un video ieri dove ha detto che io sono un serpente con gli altri ma sono buona con lei, però mi ha fatto arrabbiare ancora di più e mi ha dato ancora di più la forza di lottare per cercare di evitare che quello che è accaduto a lei e agli altri bambini non si ripeta. Buongiorno, le volevo chiedere, la gente di Caserta come ha reagito ai suoi articoli? Nel senso, preferisce tenere gli occhi chiusi? Oppure... Allora, 20 anni fa io ero Marilena Natale la rompiscatole. Quando arrivavo allo stadio c'era qualche vedetta che allo stadio di Casal di Principe già avvisava quando arrivavo. Poi io sono un tipo rompiscatole serio, cioè io la mattina vado nel bar dove vanno loro a Casal di Principe e ci faccio 2 chilometri per andarmi a prendere un caffè, perché loro devono capire che io vado là e non ho paura e che mi prendo il caffè là. Però 20 anni fa io ero quella scocciante, ero quella che li denigrava. Poi loro vivevano il problema che fermando l'edilizia della camorra non lavoravano, quindi ero quella che non li faceva lavorare. Oggi no, oggi c'è chi mi vuole bene. Oddio, sono tanti che non mi amano e che quindi non mi danno buone parole per me, però ci sono anche tante persone per bene che mi vogliono bene, che mi pagano il caffè, che mi abbracciano, che mi invitano. No, ci sono tante persone che mi vogliono bene come tanti che mi vogliono male. Li ho visti cambiare nel corso del tempo, cioè mano a mano la giornalista ficcanaso era diventata la donna che voleva aiutarli, però loro con me avevano anche il problema, come vi ho spiegato prima, io ero donna e loro le donne sono sottomesse. Non sono donne così che vanno vicino al boss di non ti permettere di pagarmi il caffè perché a me piace con lo zucchero, mi piace di sangue, con il sangue, col sapore di sangue. E questo, loro avevano un problema, che io non avevo paura e che ero donna.
Buongiorno. Durante la sua carriera, qual è stato il fatto o l'evento di maggior orgoglio per lei, che ricorda quindi in maniera positiva? Quando ho visto un consigliere provinciale andare in manette, e non perché è sempre una sconfitta quando qualcuno va in manette, perché soprattutto nella tua terra qualcuno politico che ti deve rappresentare, perché avevo scritto tanto di questa persona e del fratello, e avevo scritto che praticamente, ve lo spiego brevemente, a Casal di Principe ci dovevano essere le elezioni. Io stavo fuori quel bar e improvvisamente sento dire una signora: la lavatrice che mi ha dato quello non funziona, facendo il nome. Al che io faccio la lavatrice e inizio a sentire meglio, perché una cosa che tu senti un discorso da lontano e fai finta di non sentire, è una cosa che tu invece senti due persone che parlano di elezioni e parlano di regali. E allora scopro che c'è stato un voto di scambio e che era in atto, si doveva votare, e inizio ad indagare. E da quell'operazione ne è uscita l'operazione Il Principe e la scheda ballerina, dove poi è stato arrestato l'ex sottosegretario all'economia Nicola Cosentino, e dove sono andati, diciamo, in manette dei consiglieri comunali e provinciali che avevano fatto gli abusi. Quello è stato il mio maggiore, è stato perché mi avevano attaccato tanto, perché mi querelavano, perché loro con loro, sai cos'è? Il camorrista ti spara, il politico ti querela, ti uccide per la legge, c'è un giudice che non si legge le carte e ti rinvia a giudizio. Poi queste persone sono state arrestate e condannate a 10 anni di carcere, quindi questo consigliere provinciale è stato anche condannato, quindi vuol dire che quello che io dicevo era giusto, però per quella cosa io ho sofferto tantissimo, mi hanno anche minacciato di morte dei camorristi. Un giorno vedo i carabinieri che io sto fuori a un bar e mi prelevano e mi portano via. Io non ho mai capito perché. Durante la conferenza stampa l'ho capito, era il 7 dicembre del 2011, perché era il 6 dicembre del 2011, perché in quel giorno un cretino che i carabinieri avevano sotto intercettazione aveva preso una pistola e stava venendo a sparare perché io avevo scritto del fratello. Questo. E poi quando il popolo di Casal di Principe è sceso in piazza contro i rifiuti, quella per me è stata la più grande soddisfazione. Dalle tue inchieste, dalle tue indagini, puoi dirci qualcosa rispetto alla presenza della camorra nella nostra regione? Zagaria è molto, il clan dei Casalesi si divide in delle varie aree. Schiavone, Zagaria, Bidognetti hanno tutti una sola cupola, però diciamo gli affari al nord li fa Zagaria per l'imprenditoria, movimento terre, slot machine, sale scommesse, negozi di abbigliamento, il nord sì, il Friuli anche. Anche se voi negli ultimi anni c'è un accordo una pace stretta per accordi criminali con l''ndrangheta, voi avete un grosso problema con le infiltrazioni calabresi, ma forte. Altri interventi, ragazzi? Le persone che decidono di lasciare la Terra dei Fuochi a causa dell'inquinamento sono molte oppure preferiscono restare e combattere questo problema? Chi scappa non sono normalmente i giovani che cercano anche lavoro, anche perché noi abbiamo, mai noi ma anche voi, un tasso alto di disoccupazione, quindi i giovani cercano nuove strade per un futuro migliore. Ma molti restano per lottare, cioè cosa che prima non accadeva, cioè prima restavano e stavano zitti, invece oggi li vedi che lottano, molto sentito il problema ambientale, anche perché in ogni casa c'è un caso di tumore, in ogni famiglia ti giri e trovi qualcuno che chi ha il tumore al colon, chi al seno, è diventata, vedi, io non voglio essere un po', adesso sto per dire una cosa che forse quando sono stati ricordati i morti per il campo di Auschwitz,
concentrami per le vittime. Dopo tanti anni stanno ancora commemorando queste povere persone. A noi stanno morendo, c'è una strage in atto e nessuno fa niente per fermarla, perché loro hanno bisogno di fare la commemorazione degli eroi, non di salvarli. Così è lo Stato. Queste terre inquinate possono essere ripulite? Perché io ho visto tutto questo di cui ha parlato lei in un film documentario alla TV. Dunque la storia con il pozzo, con questo sale che trovano, loro fanno questi film adesso. Ci sono, io l'ho spiegato prima, ci sono dei processi per le bonifiche che sono molto complessi e molto costosi. E si potrebbe cominciare a pensare a una cosa del genere, affidato, ovviamente io dico sempre che tutti i lavori devono essere affidati ai norvegesi e il capocantiere deve cambiare ogni 15 giorni, perché da noi si infiltra tutto, cioè anche se prendiamo un prefetto che viene da Pordenone e lo portiamo a Napoli, dopo 2 mesi lo troviamo un po', diciamo un po' diverso, un po' camorrista lo troviamo. Quindi sì, è possibile, ma è molto lungo, molto costoso e soprattutto non è possibile dall'altra parte perché non c'è la volontà di fare questa cosa, loro spendono soldi per altro, non c'è volontà. Altre domande, ragazzi? Le chiedo una precisazione, perché ho sentito, abbiamo seguito il problema della Terra dei Fuochi da quando è scoppiato in varie forme, no? Mi è capitato un mese fa circa di sentire per radio, adesso ho un ricordo un po' vago, appunto le chiedevo una sua precisazione, per il giornale radio, i risultati di un'inchiesta che diceva ma la Terra dei Fuochi sono solo 3-4 campi inquinati, il risultato dell'inchiesta ha portato a questo. Dopo è quello che mi ha colpito, perché allora, queste informazioni che arrivano, dove arrivano? Come arrivano? Pubblicità progresso per vendere i prodotti campani, io lo dico proprio in brevi termini. Allora, secondo la regione Campania, era quello che spiegavo prima dell'1%, l'1% dei nostri terreni è inquinato, quindi secondo loro sono 2-3 campi. Se lei guarda soltanto i miei articoli su tutti i campi dove io ci sono stata, può vedere che sono stati una trentina di campi tra Casal di Principe, altri 20 a Caivano, altri 3, quindi non sono 2-3 campi come dice la regione Campania. Il problema è che la regione Campania stila un dato sul livello regionale ampio, non guarda la particolarità. E poi sinceramente le analisi le fa l'ARPAC, l'Associazione Regionale per l'Ambiente, regionale. E il controllore controlla il controllato? Lei si fida? Noi non ci fidiamo più. Anche perché sono stati dati dei soldi alle società sportive per pubblicizzare il prodotto campano. Attenzione, io non sto dicendo non mangiate la mozzarella, perché io vi posso dire controllate, vedete dove acquistate la mozzarella, cioè ci sono prodotti sani come ci sono prodotti non sani. Però voi anziché spendere questi soldi e darli alle società sportive per promuovere il territorio, perché non fate altre cose per aiutare proprio a bonificare queste terre? Perché fino adesso che cosa è stato fatto? Poi ci sono le elezioni regionali tra poco in Campania, quindi a maggio. L'ultima domanda. Non c'è nessuno più che vuole chiedere qualcosa? Allora, il tempo sta scadendo perché è contingentato come sempre. Io ringrazio la Marilena Natale, ringrazio Anna Piuzzi, però fermatevi un attimo. Adesso questa prima fila vi distribuirà l'arma
delle piccole vedette che non sono lombarde, ma saranno friulane. E quest'arma è l'unica con la quale potremo sempre difenderci, che è l'architrave sul quale è costituito il nostro Stato, la Costituzione. Quindi se nella misura in cui voi la farete vivere, questa Costituzione vivrà. E io poi chiuderò con due parole, veramente due, del padre, di uno dei padri della Costituzione, Calamandrei, e veramente ascolterete l'essenza della nostra Costituzione. Chiedo cortesemente a tutta la prima fila di distribuire in questo senso le Costituzioni. Grazie. Allora, chiedo cortesemente se vi alzate tutti in piedi, non per me, ma per Piero Calamandrei, per quello che ha scritto 60 anni fa a voi. Questo che leggerò è stato letto nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria nel 1955 da Pietro Calamandrei a dei ragazzi universitari e di scuole medie superiori come voi. E Piero Calamandrei spiegò in questo modo cos'è la Costituzione, una lettera dove vado alla fine, ma capirete l'importanza e la rilevanza assoluta e direi eterna di queste parole. Quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta. Questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Vi ringrazio. Vi ringrazio tutti, è stato un onore parlare con voi, grazie per avermi sopportato. Grazie.